Dottoressa, partiamo da una notizia che è un po' un pugno allo stomaco per tutti. C'è già una vittima, un bimbo per Covid in Veneto. Sì, abbiamo avuto anche noi il nostro primo bambino deceduto e diciamo che questo si aggiunge agli altri 35 bambini che in Italia sono deceduti per Covid durante questa pandemia. È un bambino che aveva delle patologie pregresse, ma senza Covid sarebbe ancora qui. Sicuramente il Covid è stata la causa del decesso. Sono in aumento i casi di Covid tra i bambini. Ci può fare un quadro anche per così comunicare perché è importante vaccinare anche i bimbi dai 5 agli 11 anni? Sì, quello che abbiamo visto nel corso della pandemia è una profonda trasformazione dell'impatto del Covid sulla salute dei bambini e la più grande trasformazione l'abbiamo vista in questi ultimi 2 mesi dove c'è stata un'impennata di casi veramente incredibile, esponenziale, di gran lunga superiore rispetto all'impennata di casi che c'è stato e che tutti conosciamo nella popolazione generale. Questo ovviamente per un motivo ben preciso, perché i bambini sono particolarmente suscettibili all'infezione, perché sono la classe che non è vaccinata o comunque nella sua globalità, intendendo i bambini fino all'età evolutiva fino a 18 anni, sono meno vaccinati rispetto agli adulti. Quindi il numero è un numero incredibile, soltanto nel mese di dicembre in Veneto abbiamo avuto 18.000 bambini con nuova infezione, questo rappresenta oltre il 20% rispetto al tasso di infezione totale in tutta la popolazione, è un numero molto alto. Se si pensa che all'inizio del lockdown i bambini rappresentavano soltanto il 2-3% rispetto al numero totale degli infetti. E i bambini finiscono in ospedale, finiscono anche in terapia intensiva, non è che tutti hanno sintomi leggeri da raffreddore? Sì, l'abbiamo imparato fin dall'inizio della pandemia che i bambini si ammalano in maniera proporzionalmente meno grave rispetto agli adulti. Questo vale tuttora anche con questo numero molto aumentato di casi. Però con il procedere della pandemia, con l'alternarsi delle diverse ondate, con l'aggiungersi delle diverse ondate, abbiamo visto che i bambini hanno anche bisogno di essere ricoverati. Si calcola che circa un bambino ogni 150 di quegli infetti richiede il ricovero e una piccola parte, circa il 5% dei bambini che sono ricoverati, vengono ricoverati in terapia intensiva, quindi hanno bisogno di un supporto delle funzioni vitali, in particolare della funzione respiratoria. In aumento anche i casi di infiammazione sistemica. Il vaccino è sicuro, ripetono i pediatri. È un vaccino che è sicuro per le conoscenze che abbiamo e dà degli effetti collaterali soltanto minori, che sono dolore, in particolare dolore nella sede dell'iniezione, circa il 60-70% dei bambini, e poi sintomi sistemici, un po' di stanchezza, un po' di febbre, ma veramente una percentuale molto piccola di bambini.